realizzando in queste città che hanno avuto, questi paesi che hanno avuto queste, stanno realizzando molte di queste iniziative. Quindi io dico, la speranza è che nonostante, o anzi fortunatamente campando di più, non è detto che dobbiamo per forza morire non autosufficienti. Certo, comunque il rischio diventa sempre più evidente. Un'altra cosa che è stata detta durante la ricerca: vedere gli anziani come consumatori di sanità o anziani come erogatori di servizi. Guardate, non lo dico mica io, qualcuno di voi mi ha già sentito, magari anche venerdì a Vicenza. L'Università Bocconi ha detto che il lavoro, la famosa, com'è che è chiamato, la nonnità, solo per l'aiuto ai minori, cioè ai bambini, ai nipoti, vale 8 miliardi di euro l'anno e vale 2 punti di PIL il lavoro che i figli possono fare rispetto all'aiuto che hanno. Se aggiungiamo, perché qui c'è magari la generazione di mezzo, che oltre ai nipoti ha anche i genitori anziani, magari non autosufficienti, a cui accudire, voi pensate quanta moltiplicazione. Purtroppo, io non so come fanno gli economisti, a partire dal ministro Fornero che ha voluto allungare l'età pensionabile delle donne senza tener conto di questa roba qui, senza tener conto, cioè non so come fanno gli economisti a non calcolare non il risultato immediato, ma la proiezione di un risultato rispetto alle problematiche sociali.